Lei da un paio di giorni è di fatto il direttore del pronto soccorso, però in realtà è dal 2019 che lei è un facente funzioni. Sì, 2019 quando il dottor Bernardi è stato chiamato a dirigere il pronto soccorso di Treviso e quindi mi ha indegnamente, aggiungere io, ceduto, diciamo così, il posto qui a Conegliano. Racconta così la dottoressa Brescianini l'affidamento del pronto soccorso degli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto. Lei, che ha portato a termine la specializzazione in chirurgia, aveva capito da tempo che la sua vocazione era in prima linea al servizio dei pazienti. Bresciana, diventata coneglianese per amore, arriva all'ospedale della Città del Cima nel 2009. 10 anni dopo ne assume di fatto la guida e subito dopo si trova ad affrontare il Covid. L'energia, la fatica, l'impegno, persone straordinarie, collaboratori straordinari, nessuno ha mai mollato un passo in quei giorni. C'era la paura che però passava in secondo piano. E dopo quella prova del fuoco, oggi la quotidianità è comunque impegnativa. Avere la responsabilità di far funzionare per i pazienti in primis, ma per chi collabora qui dentro, è una sfida che trovo appassionante. Che per Simone il pronto soccorso sia una missione lo si capisce mentre racconta la sua quotidianità, dalla quale ogni tanto fugge verso il lago di Garda. Per il resto sono i suoi pazienti e le sue squadre a Conegliano e Vittorio Veneto. Il pronto soccorso di Conegliano e di Vittorio gestiscono quasi 83.000 pazienti l'anno. 83.000 pazienti, quindi sappiamo cosa ci aspetta. Quindi la motivazione è il fare squadra. Noi siamo una squadra, quando ti trovi a gestire le situazioni critiche davvero, alla fine tu in qualche maniera c'è un'energia, una forza, un entusiasmo quando vanno bene, che a un certo punto questa diventa quasi, non dico la tua famiglia, ma c'è una passione emotiva per tutto quello che è il tuo gruppo di lavoro, che è quello che fa la differenza.